26 giugno 2024, eccoci al Passo Campolongo, siamo tornati in Veneto, via per il rifugio Bec de Roches, qui sopra. E lì il Crêpe de Munt che abbiamo raggiunto gli anni scorsi per arrivare al lago Boët e successivamente al rifugio Kostner. Qui sotto il passo di Campolongo. Davanti a noi il gruppo del Sella, ancora molto innevato. Lì in fondo la Marmolada, lì Porta Vescovo che si vede. Speriamo che si apra ancora più tardi. Ed ecco il rifugio Bec de Roches, con l'arrivo anche della funivia che non abbiamo usato, e quello è proprio il Bec de Roches. A 40 minuti dal passo Campolongo, Bec de Roches con vista su Marmolada, Porta Vescovo, il Pelmo, il Civetta nascosti. Il Pelmo si vede, è una cosa incredibile quanto brutto tempo ci sia lì, e speriamo non arrivi qui. E a pochi passi dal rifugio Bec de Roches, verso l'omonimo gruppo roccioso che vediamo, parte il sentiero dell'orso, come possiamo vedere, in mezzo a rocce e pini mughi. E siamo sotto il Bec de Roches, la cui caratteristica cima è quella lì, davanti a noi. Arrivati in Forcella al Bec de Roches, quello è il Bec de Roches, lì sotto il passo Campolongo, il rifugio Bec de Roches da dove siamo partiti. E adesso torniamo indietro per il giro d'anello. Quota 2240 al cospetto del Sella. Qui dietro c'è il rifugio Kostner, e adesso prendiamo il sentiero 637 in direzione Arabba per poi tagliare e di nuovo tornare al rifugio Bec de Roches. Questa è parte del Sentiero Italia del CAI, sentiero 637, lì in fondo Arabba. E questo è un punto un po' più complicato, il più complicato finora, con queste rocce molto umide, anzi dove l'acqua corre, e da lì siamo scesi e abbiamo dovuto attraversare questo piccolo pezzo molto difficile, con possibilità di cadere verso il rifugio Bec de Roches. Eccolo lì. Lasciamo il sentiero 637 di Arabba verso Arabba per prendere il 636 deviazione B verso il Bec de Roches.
Ed ecco, a conclusione dell'anello del Bec des Roches, tornati al rifugio, giusto in tempo, prima della pioggia. Bellissimo giro, e adesso aspettiamo a vedere se si apre per godere anche del panorama. Lasciamo il rifugio Bec des Roches con uno squarcio sulla Marmolada dritta su Porta Vescovo e di ritorno adesso al Passo Campolongo, sperando di non prendere pioggia. Tornati al Passo Campolongo, dopo questa fantastica avventura ai Bec des Roches, sotto il Sella. Grazie mille Giorgia. Bellissimo! E alla prossima avventura!